niente, quindi domenica ci ritroviamo insieme per condividere questa giornata dedicata appunto al benessere, dove ognuno di voi potrà esprimere tutto quello che possono essere informazioni, curiosità, notizie, proprio per migliorare il benessere di ognuno di noi. Io sono Maurizio Caponetto, sono responsabile commerciale dell'azienda Giovia. L'azienda Giovia è un'azienda che produce cosmetici naturali, anti-età, ed è un'azienda, un marchio giovane di un'azienda che ha più anni sul mercato, e io sono responsabile del progetto Giovia, quindi aspetto tutte le signore e i signori a venire nel nostro spazio e vedere e capire come si può mantenere la propria pelle giovane fino ai 180-190 anni. Buonasera a tutti, io sono Cristina di Teatro del Gusto e sono una dei fondatori del progetto Teatro del Gusto, che è un franchising. Noi vendiamo prodotti sfusi, alimentari, oli, aceti balsamici di frutta, liquori e distillati. La nostra filosofia è quella appunto della ricerca del prodotto di qualità, appunto perché crediamo moltissimo nel benessere e cerchiamo appunto di divulgare questa cosa, perché ci crediamo moltissimo. I nostri prodotti sono prodotti di nicchia. E abbiamo molti prodotti bio, come ad esempio gli oli del benessere, così chiamati, come gli oli di semi di argan, l'olio di semi di melograno, di lino, semi di canapa, che sono ricchissimi di omega 369 e sono degli ottimi integratori. Io sono Maria Giora e con altri professionisti che si occupano nel campo dell'applicazione integrata ed olistica al benessere della persona, sia nella prevenzione che nel mantenimento che nella patologia manifesta. In questa sede, al Party del Benessere, proponiamo prodotti della linea Xenia, che è una società italiana che si occupa da diversi anni di nutraceutica, indumenti anche all'infrarosso lontano, proprio per il benessere anche organico e fisico della persona. Ecco, questa è un'azienda che è all'avanguardia con prodotti totalmente naturali, estratti da semi, e hanno la forza, diciamo, perché sono studiati da medici che hanno la visione proprio della cura, ma la cura naturale, rispettando anche poi i bioritmi, quello che sono anche il nostro organismo, senza andare quindi ad intaccare, ma coadiuvare, ecco, la persona quindi al mantenimento nel stato di salute e anche nell'aiutare poi se ci sono patologie in corso. Grazie. Sono Laura Rosicarelli, vengo da Roma ma vivo qui da 8 anni, provincia di Vicenza, e partecipo all'evento come massaggiatrice ayurvedica, quindi porto la filosofia dell'Ayurveda, ma in particolare anche un massaggio che dall'Ayurveda poi ho creato io con la mia personalità e con il mio desiderio di manipolare il tessuto delle persone e poter andare in profondità su alcune cose che sappiamo bene che possono partire da tutto, dall'alimentazione, dal massaggio, da strumenti o altri tipi di approcci. E il mio approccio è quello di partire dal corpo per rilassare la mente, per aprire delle porte attraverso l'Ayurveda e arrivare proprio a far sciogliere dei blocchi importanti che tutti noi sappiamo un po' ci limitano. Buonasera, sono Paola Bianco e sono qui in veste di consulente Joel. Joel è un'azienda di Trento, commerciale a Trento, e la fabbrica è a Bassano, quindi qui nelle vicinanze. Il motto di Joel è scegli l'aria che respiri, quindi parliamo di abbattimento inquinamento indoor in maniera del tutto naturale, quindi no filtri, assolutamente, è un sistema completamente naturale che utilizza solo aria e acqua, l'acqua del rubinetto, ed è una cosa spettacolare per noi essere presenti ad un party del benessere, proprio perché noi ci occupiamo di benessere da più di 20 anni ed è con orgoglio che vogliamo essere i primi al mondo a far capire alle persone che quanto importante è respirare
Respiriamo da 20 a 40.000 litri di aria al giorno, siamo spesso al 90% del nostro tempo lo spendiamo in ambienti chiusi e ci occupiamo sempre di quello che è l'inquinamento outdoor, all'aperto, e non pensiamo a quanto e come respiriamo all'interno. Il 20% di questa aria che noi respiriamo ossigena il nostro cervello ed è molto importante, quindi io vi aspetto numerosi, non vedo l'ora di farvi conoscere questo che è il nostro sistema totalmente ecologico. Siamo ecologici proprio green per vocazione, diciamo. Grazie. Ora rappresento il Cammina, Respira, Rallenta, che è una pagina, adesso sono emozionata, ma va bene che sia emozionata perché lavoriamo sulle emozioni delle persone, siamo io e la Martina, mia socia, portiamo le persone nella natura, organizziamo degli incontri in natura per stimolare tutte le interazioni che abbiamo istintivo e innate e risvegliare il contatto nostro con la natura e per, come dire, provare sulla propria pelle tutti i benefici che può avere la natura su di noi. Quindi adesso ne abbiamo organizzato uno il 21 di giugno, solstizio d'estate, perché siamo anche un po' streghette e maghette, e non vi invitiamo perché abbiamo tutto esaurito, però al prossimo evento vi invitiamo caldamente, quindi domenica saremo lì e aspettiamo tutti quelli incuriositi da questa cosa. Grazie. Sono Claudio Fabris, ho accettato ben volentieri l'invito di Alessandra e di Marta a partecipare al Party del Benessere, per noi sarà il primo appuntamento. Sono l'insegnante di Ganapati, scuola di yoga di Vicenza, e avremo anche la possibilità di proporre domenica mattina alle 11 una lezione gratuita, ovviamente aperta a tutti, dove proporremo la possibilità di respirare in modo migliore e in modo profondo. Lo yoga ovviamente è una disciplina antichissima che trae origini dall'India, porta la possibilità di migliorare il connubio tra corpo, mente e spirito in una possibilità veramente molto efficace e alla portata di tutti. Perciò vi aspettiamo numerosi e grazie a tutti. Fabio Preto, ringrazio dell'invito. Io porterò un'idea, una passione, porterò un prodotto che molti di noi conoscono, che è il tartufo, che qui a Vicenza è un prodotto di nicchia anche, però abbinato al prodotto porterò anche un'idea, diciamo così, di utilizzare quelle zone che sono proprio in totale abbandono, tutela e anche di rilancio proprio del territorio. Grazie. Ciao, sono Laura, praticamente gestisco la Locanda del Gusto, un ristorante vegetariano vegano. Al momento è vegano al 100%, ci tengo anche a sottolinearlo. Noi siamo ciò che mangiamo, quindi io ci tengo tantissimo con questa attività a far conoscere alle persone come si può mangiare bene senza creare, cioè senza mangiare esseri viventi, in poche parole. Quindi per noi è importante far conoscere che la cucina vegetariana vegana è molto buona e quindi speriamo che con questo Party del Benessere tante persone vengano a conoscere anche la Locanda del Gusto. Ciao a tutti! Io praticamente cucio e invento prodotti da indossare. Li ho fatti con l'intento di farli di qualità naturali, di qualità ottime, perché sono del parere che il benessere passa anche attraverso l'abbigliamento. Qualsiasi cosa ci buttiamo addosso ci può far piacere, quindi dare un senso di star bene, ma soprattutto anche la qualità del prodotto, che può favorire anche al buon funzionamento fisico e fisiologico.